Aldeno Leno. I giallorossi sono ora a 4 punti dalla salvezza diretta dopo l'ultima giornata a causa dell'ultima sconfitta, e questa domenica l'obbligo è fare punti per evitare i play-out. La Leno però ha appena fermato la capolista. Cristo Re Trambileno. Gli ospiti sono a cazzo di una vittoria che garantirebbe la matematica salvezza, ma devono andare a giocare sul campo della Cristo Re, che a sua volta non può farsi sfuggire questa occasione per fare punti importanti. Dolasiana Azzurra. La vittoria contro la Montebaldo ha dato fiducia forse troppo tardi a una squadra che mira ancora alla salvezza. L'Azzurra invece vuole tornare a vincere dopo un punto nelle ultime 2 partite. Garibaldina Bolano. Il pareggio ha interrotto la striscia di vittorie consecutive dei giallorossi, ma questo weekend vogliono tornare a segnare i 3 punti. Il Bolano però è tornato a vincere. Sarà sicuramente una partita ricca di emozioni. Sacco San Giorgio Marco. Gli ospiti hanno corciato sulla vetta nella scorsa giornata, e per continuare a crederci l'obiettivo è unicamente la vittoria contro il Sacco senza più necessità di classifica. Spormaggiore TNT Montepeller. Gli ospiti hanno vinto lo scontro diretto con il Valpeio scorsa domenica, e in questa giornata cercano un'altra vittoria su un campo difficile contro una squadra che è reduce da una sconfitta. Valpeio Montebaldo. La sconfitta nello scontro diretto ha tolto molta fiducia alla formazione di casa. Questa domenica però è ospite la Montebaldo, sconfitta proprio dalla Dolasiana. Ultima chiamata per il Valpeio?